Bene, allora iniziamo i lavori del pomeriggio. Come avete capito dal programma, io sono Adriano Longo, sono il coordinatore regionale Veneto di Ancora Italia e questo pomeriggio andremo a sviscerare nello specifico quello che è Ancora Italia e valutare gli aspetti visti questa mattina dell'essere, del fare, dell'avere, in quale modo possono essere integrati con il progetto Ancora Italia o in quale modo potremo svilupparli anche nel territorio. Il moderatore del pomeriggio sarà Simone Dalla Vecchia, che è il presidente della sezione Ancora Italia di Verona, che ha aiutato il Comitato Culturale a organizzare e a rendere possibile questo evento, per cui grazie a tutto lo staff che ha lavorato, davvero grazie. Dietro a un evento che può apparire piccolo ci sono tante complessità che sono state affrontate con spirito veneto, direi io. Quindi bravi tutti e grazie. Grazie agli ospiti, grazie davvero, perché possiamo tenere l'asticella molto alta se lo vogliamo ed esplorare da voi, come è successo stamattina e sono sicuro che faremo oggi pomeriggio. Possiamo esplorare, anche andare un po' più in là di quello che è il consueto dialogo e dialettica che si tengono anche tra parti non necessariamente vicine. Quindi potrebbe essere una buona occasione per fare dei passi avanti, perché se no di parlarci addosso facevamo anche a meno. Se si possono fare dei passi avanti, meglio. Quindi lascio la parola a Simone, ma volevo ringraziare Davis Bonaldo, presidente della sezione di Treviso, e i suoi ragazzi che sono qui. Per chi lo conosce, Davis è in mezzo alle cronache perché non è simpatico da alcuni poteri e ci stiamo organizzando per fare delle belle azioni insieme a lui. Poi c'è Claudio Di Segna, che è presidente della sezione Ancora Italia Vicenza. Umberto Lago non lo vedo, Ancora Italia Bassano. Fabrizio Vitti, che non vedo nessuno. Fabrizio Vitti, presidente della sezione Ancora Italia Padova e membro della direzione nazionale. Paolo Ferrari della direzione nazionale, c'era sezione di Milano, veramente non vedo più nessuno. Però iniziamo questo pomeriggio e che sia un pomeriggio di costruzione, di mettersi in discussione e di costruzione di qualcosa di nuovo. Buon lavoro a tutti. La necessità di un cambiamento della società da ottenere con strumenti inediti, con prassi rivoluzionarie allegre e potenti, che muovano da origini spirituali e da un cambiamento dell'io. Marco Guzzi. La necessità di un sussulto del Parlamento. La Costituzione è oggi sempre più un documento formale e sempre meno un testo vivo ed applicato concretamente. Daniele Trabucco. La necessità di una resistenza che nasca da un pensare altrimenti, da contrapporre ad una resilienza come acritica riproposizione del medesimo. Guardare negli occhi i nostri figli, potendo dire loro di aver provato a costruire una società migliore. Diego Fusaro. Sono alcuni degli stimoli che questa mattina abbiamo potuto ricevere dai nostri relatori. Quindi nel filo ideale di essere, quindi delle qualità che dobbiamo sviluppare per il cambiamento, una iniziale proposta del fare, alcune che sono già arrivate da Guido, Daniele. Ecco, oggi pomeriggio ci focalizzeremo su due tematiche, quindi l'obiettivo che vogliamo raggiungere, quindi Ancora Italia, un partito con una chiara visione, con un chiaro progetto da realizzare. E ci focalizzeremo sulle prassi concrete per realizzare quel progetto. Quindi avremo una fase iniziale con Diego che ci illustrerà e ci aiuterà a capire quale sia il progetto di vista strategico di Ancora Italia e poi avremo spazio al segretario Mario Gallo che ci aiuterà a capire come stiamo facendo
il partito, quindi concretamente come lo stiamo costituendo e quali siano le sfide organizzative e pratiche di costruire un'organizzazione che miri a cambiare la società. Avremo poi i contributi di Guido Grossi che ci aiuteranno a capire, ci daranno degli stimoli per pensare insieme come fare un'economia nuova e diversa, un'economia che metta la persona al centro, un'economia che ci permetta di essere liberi di fare politiche economiche per il benessere della persona. Vedremo poi con Daniele che ci aiuterà concretamente a realizzare e ad attuare la Costituzione. Quindi ci aiuterà a pensare come poter attuare e realizzare la Costituzione e come realmente arrivare ad avere il pieno sviluppo della persona umana che tanto ci è cara. Quindi Diego, grazie e a te la parola. Benissimo, grazie ancora per aver organizzato questo evento, agli amici del Veneto di Ancora Italia, felice di essere qui come già detto stamattina, e oggi siamo nella parte più pratica, teorica, oggi quella più pratica, ma non c'è prassi senza teoria, e quindi partirò in questo mio intervento da una vicenda lontana nello spazio e nel tempo da noi, per fare rapidamente al nostro presente, all'importanza di un'azione meditata, di un'azione basata sul pensiero. Parto dalla Grecia classica, dove Aristofane, il commediografo Aristofane, diede all'opera un testo molto importante che si chiama Il Pluto, che narra essenzialmente di come ad Atene, in chiave comica naturalmente, gli ateniesi si lasciarono sedurre dalla proposta del dio Pluto, il dio della ricchezza, a tributare al dio stesso ogni tipo di venerazione. Gli ateniesi scelsero improvvisamente di consacrarsi al dio della ricchezza Pluto. C'è una scena molto bella di Aristofane che raffigura come gli ateniesi sfilano verso l'Acropoli e lì sostituiscono alla dea Atena, la dea della democrazia ateniese, sostituiscono Pluto, il dio della ricchezza. Ecco, questa scena che per l'immaginario greco destava sonore risate, evidentemente, diventa oggi una scena di ordinaria quotidianità per l'uomo in balia del nostro presente, se consideriamo il fatto che effettivamente il nostro tempo sembra aver realizzato in forma tuttavia tragica più che comica la vicenda narrata da Aristofane, se è vero come è vero che abbiamo consegnato la democrazia nelle mani della plutocrazia, come anche la lingua italiana chiama l'arché, il potere di Plutos, del dio della ricchezza. E in effetti oggi il potere è consegnato nelle mani dei mercati, delle decisioni dei mercati, alle quali decisioni tutto deve essere subordinato. Mi pare che così si possa inquadrare genericamente con la visione di Aristofane il segno della nostra epoca. L'epoca del governo dei mercati, l'epoca della post-democrazia, come è anche stata definita, l'epoca in cui di fatto si è imposto un principio, a mio giudizio, assai periglioso, che è quello secondo cui in ultima istanza a dover decidere sono i mercati, con annessi i tecnici essendo coloro i quali governano per i mercati. Aveva ragione Michel Foucault quando definiva il neoliberismo come il governo per i mercati, in ciò distinguendolo dalle forme canoniche di potere moderno in cui si governava variamente il mercato. Il neoliberismo è la forma di governo in cui si governa per i mercati. Ecco perché il neoliberismo, parafrasando ancora Foucault, potrebbe intendersi altresì come l'epoca in cui non vi è government, ma vi è soltanto governance. La differenza tra il government e la governance sta esattamente in questo. Il government implica la sovranità della scelta politica, la decisione politica che si impone e che all'occorrenza riesce anche a determinare, a governare, a disciplinare i mercati. La governance invece allude, come un lessico non neutralmente tratto dal mondo dell'impresa, la governance è quella dell'impresa, non della politica propriamente, la governance allude invece, dicevo,
a un governo per i mercati. È il modo con cui il mondo tutto diventa un unico mercato che deve essere gestito secondo la razionalità neoliberale di tipo budgetistico, spending review, amministrazione razionale, cioè tagli alla spesa pubblica, i salari e mille altre amenità del lessico neoliberale, che sempre naturalmente presenta le cose con nomi invertiti. Si parla di riforme quando più propriamente sarebbe opportuno parlare di controriforme regressive. Si parla di razionalizzazione della spesa pubblica quando semplicemente si tratta di ridimensionamento della spesa pubblica e così via. Ecco, questo scenario si caratterizza non soltanto genericamente per essere post-democratico, e qui valgano le riflessioni svolte da Colin Crouch, post-democracy, ma si caratterizza anche per un paradosso. Il paradosso che oggi più che mai si sta imponendo è quello secondo cui la democrazia, che finora valeva come principio formale, non sostanziale, intendiamoci, la democrazia intesa in senso proprio sarebbe la facoltà di un demos, e quindi di un popolo connotato nel tempo, nella storia, nello spazio, una comunità politica di autodeterminarsi nelle questioni fondamentali della politica, dell'economia, della società. Già questo non esisteva, intendiamoci, esisteva ancora una forma, possiamo dire, procedurale della democrazia, ciò che veniva chiamato le elezioni, molto banalmente, con cui si rispettavano delle forme, c'erano dei principi che venivano rispettati e questo serviva anche a dissimulare l'assenza sostanziale di democrazia. Ecco, io credo che stiamo superando anche il formalismo della democrazia. Credo che stia sparendo non soltanto la sostanza, che già non vi era, ma anche la forma propriamente democratica. Si sta imponendo una espertocrazia niente affatto neutra. Già da tempo regna sovrano in Occidente il principio secondo cui di alcune questioni fondamentali non deve essere il demos a decidere, ma devono essere gli esperti, che siano le task force, che siano i comitati tecnici, che siano i tecnici in quanto tali. Sta prevalendo un'idea, a mio giudizio, nuova da un certo punto di vista degli ultimi anni, ed è l'idea secondo cui il popolo intrinsecamente è incapace di governare. Il popolo in quanto tale è composto da una rozza massa di individui che non hanno studiato, che non ha competenze e che in quanto tale deve essere tenuta a latere rispetto alle decisioni fondamentali. Il paradosso non detto ma chiaramente visibile è che per garantire il retto funzionamento della democrazia vi sarebbe bisogno di meno democrazia. Per far funzionare la nostra democrazia vi è bisogno di meno spazi di democrazia intesa come sovranità popolare. Ecco, questo è un primo aspetto interessante sul quale vale la pena richiamare l'attenzione. Si badi però che non è soltanto un tempo post-democratico quello che si sta configurando, è anche un tempo post-politico in quanto tale. La formula il potere ai tecnici, e come già altra volta ricordavo, dietro ogni tecnico c'è un banchiere e dietro ogni esperto c'è un ortodosso esponente della classe neoliberale, un top manager di rigorosa fede liberista. Ecco, oltre a questo, nella formula tutto il potere ai tecnici c'è anche uno svuotamento integrale della specificità della politica e della decisione politica. Che tutto il potere ai tecnici significa delegittimare in quanto tale la politica come professione, pretendendo che siano invece i tecnici a governare. E chi sono i tecnici? I tecnici sono coloro i quali altra funzione non hanno se non garantire la governabilità. E che cos'è la governabilità? La governabilità, ridotta alla sua funzione essenziale, è il funzionamento dei mercati senza gli impedimenti della politica. Questa è la governabilità di cui tanto si parla, fare in modo che i mercati rispondano che i governi rispondano alle esigenze dei mercati, essendo perciò stesso delegittimato ogni governo che non sia market friendly, come sia amico dei mercati, che non risponda alle sollecitazioni dei mercati e che alle occorrenze non risponda alle esigenze stesse richieste dai mercati. Non è passato molto tempo da quando un grigio burocrate di Bruxelles disse: i mercati insegneranno agli italiani come votare. Quella frase era cristallizzata, non certo una frase insolente e fuori contesto, ma l'essenza stessa della nuova politica neoliberale che stiamo vivendo. Insomma, il nostro è un tempo di
post-democrazia e di post-politica. La condizione neoliberale si caratterizza esattamente per l'eclisse della politica insieme della democrazia e quindi anche per l'eclisse della sovranità popolare. Tutto ciò produce uno scenario a tratti inquietante, che è quello che io personalmente vado da tempo definendo dell'alternanza senza alternativa. Oggi la politica sta vivendo uno svuotamento integrale della decisione sovrana e si sta ridefinendo come un finto pluralismo in cui i plurali per un verso nascondono il monocromatismo assoluto del mercato, proprio come dietro l'arcobaleno innalzato a simbolo cromatico della civiltà dei mercati si nasconde il grigio dell'alienazione, dello sfruttamento e della reificazione, così dietro il pluralismo polipartitico oggi imperante in realtà abbiamo graniticamente garantita la figura del partito unico del capitale, il partito unico della globalizzazione, il partito unico del liberismo, che si diversifica proditoriamente mediante figure plurali, le quali però tutte ripetono il medesimo messaggio. Allora il paradosso è quello di un pluralismo in cui i plurali tutti ripetono il medesimo messaggio. Questa è l'essenza della condizione neoliberale, o se preferite un pluralismo in cui i partiti si contendono il posto al governo per andare ad attuare cadavericamente le riforme volute. Questo è il paradosso. Ed è proprio rispetto a questo paradosso che Ancora Italia per la sovranità democratica nasce come presa di posizione critica. Mi sia consentita una breve cronistoria di Ancora Italia per chiarire l'esigenza di un partito, ancora un partito. Partito, come sempre, viene ripetuto quando si annuncia la nascita di un nuovo soggetto, proprio perché siamo figli di questa esperienza del finto pluralismo. Viene percepita come irrilevante l'esistenza o la fondazione di un nuovo partito. Ancora Italia nasce all'indomani della catastrofe giallo-verde consumatasi nell'estate del 2019, che segna quella che potremmo anche definire la grande restaurazione del neoliberismo dopo il suo tentativo di resistenza da parte di un governo, quello giallo-verde, che con tutti i limiti del caso stava procedendo in una direzione che non era gradita ai mercati. Passava giorno che i mercati non rivelassero la propria rancura verso quel governo che era colpevole di non rispettare i desiderata dell'Unione Europea, di non rispettare i desiderata degli Stati Uniti d'America, addirittura osava guardare alla Cina. Un governo, insomma, che per varie ragioni era inviso all'ordine dominante. E fa parte l'esperienza del governo giallo-verde, almeno a giudizio di chi vi sta parlando, di quel generale moto di contestazione verso la globalizzazione che si era venuto istituendo negli ultimi 10 anni. Si cominciava, dopo la Belle Époque post-1989, a percepire un disagio, uso questa categoria abbastanza neutra, rispetto alla globalizzazione mercatistica. Ci si accorgeva cioè che capitalismo non faceva rima con democrazia, ci si accorgeva che capitalismo e libertà non procedevano di conserva, si prendeva atto del fatto che più capitalismo non garantiva più diritti e più benessere, ma al contrario un regresso costante. Ecco allora che iniziavano a prosperare su tutto il giro d'orizzonte a livello planetario forme di contestazione rispetto all'ordine dominante. Erano forme di contestazione governativa, come il caso del governo giallo-verde, forme di contestazione nazionale popolare, come il caso delle bluse gialle in Francia, di contestazione geopolitica, anche se consideriamo l'emergenza in primo piano di attori della politica, o anzi della geopolitica globale, fermamente antagonistici rispetto alle politiche di quegli Stati Uniti d'America che sono il braccio armato della globalizzazione mercatistica. Penso al ruolo benemerito della Russia o della Cina in un quadro di multipolarismo contro l'atlantizzazione del mondo. Ecco, in questo scenario evidentemente era giunto per una ragione o per un'altra il momento di una crisi di consenso, come potremmo chiamarla, una crisi di autorità, avrebbe detto Gramsci, rispetto alla globalizzazione capitalistica. Ora, noi sappiamo che
quando le classi dominanti perdono il consenso pur mantenendo il dominio, quindi perdono l'egemonia, per mantenere a oltranza quel dominio debbono ricorrere alla violenza. Il dominio che prima era consensuale, ora non essendolo più, per garantirsi deve essere mediato dalla violenza, dall'autoritarismo. È quello che sta avvenendo, direi, da più di un anno a questa parte, una ristrutturazione autoritaria del modo della produzione che nel caso specifico italiano, a questo limito la mia analisi, ci ha portato da un governo che a torto o a ragione aveva come parole chiave della propria politica la centralità della sovranità nazionale, più Stato e meno mercato, più identità nazionale e meno centrifugazione postmoderna e globalista delle identità, più centralità della sovranità popolare e meno decisionismo autocratico dei mercati. Ecco, ci siamo trovati da quel governo votato a torto o a ragione dal popolo italiano nel 2018, ci siamo trovati senza più passare dalle urne a un governo con direttamente sulla plancia di comando Mario Draghi, esattamente l'opposto rispetto a ciò che gli italiani a torto o a ragione votarono nel 2018, senza essere passati, ripeto, per le elezioni. Del resto, come disse il Presidente della Repubblica a gennaio del 2021, non si può votare nel in cui ci troviamo, e anche questo potrebbe indurci a qualche riflessione ulteriore sull'emergenza come metodo di governo autoritario e post-democratico. Insomma, noi ci siamo trovati in Italia 2021 direttamente, senza passare da alcuna forma di elezione, con Mario Draghi al governo, prima causa di sconfitta dell'Italia e seconda causa di sconfitta, vorrei dire, con quelle stesse forze che nel 2018 avevano promesso sovranità nazionale e popolare, meno mercato e più Stato, più popolo e meno capitale. Ci siamo trovati con queste forze che si sono genuflesse rispetto al nuovo ordine delle cose, tant'è che ora governano insieme a Mario Draghi, variamente incensandolo come fuori classe, come comunista, come uomo esperto. Ecco, un'immagine plastica, vorrei dire, della ristrutturazione in corso delle cose. Ecco, Ancora Italia nasce esattamente come fronte di coloro i quali dicono no, come coloro i quali si oppongono a questa ristrutturazione autoritaria e proseguono in direzione ostinata e contraria. Ecco perché nel nostro nome abbiamo scelto, tanto nel nostro simbolo, Dante Alighieri, che è l'immagine della cultura italiana, o a dire di Giovanni Gentile addirittura il primo filosofo italiano in senso stretto. Quindi la grande cultura italiana, l'identità culturale della nostra terra, la filosofia che parla per la prima volta italiano, e poi abbiamo scelto come nome Ancora Italia, nel tempo in cui il discorso dominante va ripetendo che ci vuole più Europa, più globalizzazione, più mercato. Noi rivendichiamo il fatto di essere ancora Italia e siamo ancora Italia, contrariamente a quanti vanno ripetendo che ci vuole meno Italia e più globalizzazione. Del resto, parliamoci chiaro, Ancora Italia, e fisso subito alcune coordinate, è un partito niente affatto cosmopolita e niente affatto nazionalista. È un partito che anzi si riconosce appieno nell'idea dell'internazionalismo, essendo però l'internazionalismo quella figura altra e rispetto al nazionalismo e rispetto al cosmopolitismo, perché l'internazionalismo presuppone l'esistenza delle nazioni e quindi il rapporto solidale fra le nazioni, laddove invece il nazionalismo si compie nel cosmopolitismo. Che cos'è la globalizzazione se non il cosmopolitismo di un'unica nazione ritenuta legittima nella sua esistenza che satura il mondo intero? Che cos'è la globalizzazione se non il nazionalismo statunitense che pretende di saturare il mondo intero? Ecco perché sul piano geopolitico, lo dico apertamente per disambiguare un punto che in questa fase noto cagionare molte ambiguità e incomprensioni, l'Italia è per il multipolarismo e quindi ritiene indispensabile la presenza, lo dico apertamente, di una Russia e di una Cina forti, indipendenti e militarmente autonome rispetto alla globalizzazione americanocentrica, proprio perché appoggiamo ogni Stato resistente rispetto all'ordine della globalizzazione, che sia il Venezuela o l'Iran, che sia la Russia o Cuba. Tutti gli Stati non allineati hanno il sacrosanto diritto
di esistere come parti autonome e non sottomesse alla monarchia del dollaro. Quindi geopoliticamente questo è ancora Italia e vedete già che sotto questo riguardo ci sono pochi margini di manovra e di collaborazione con partiti che millantano l'uscita dall'euro come propria priorità e poi si schierano saldamente sul cotè filoatlantista di cui si diceva poc'anzi. Sul piano politico, strettamente politico, la parola chiave, o anzi l'endiade chiave, è quella di democrazia e sovranità. Noi rivendichiamo l'esigenza della sovranità nazionale come base ineludibile per politiche socialiste e democratiche. Non si può praticare socialismo e democrazia se non in presenza di uno Stato nazionale che intervenga nell'economia, che ponga in essere quella che il grande Hegel chiamava la capacità di limitare la bestia selvatica del mercato, che altrimenti senza l'intervento dello Stato nazionale non c'è l'uguaglianza globalizzata, come chiudono le anime belle multiculturali, in realtà monoculturali, perché legittimano il monoculturalismo del mercato, ma c'è soltanto la tirannia del più forte, c'è soltanto appunto la tirannia del mercato e dei suoi animal spirits. Perché si diano democrazia e socialismo vi è bisogno di uno Stato sovrano nazionale che intervenga nell'economia sul piano politico-economico e che garantisca un rapporto solidale fra gli altri Stati nazionali e sé. Questo è l'internazionalismo di cui dicevo. Ecco perché la sovranità nazionale viene da noi declinata in chiave democratica. Detto in termini ancora più elementari, senza, potremmo dire così, lo Stato sovrano nazionale può e deve essere democratico dal nostro punto di vista, l'economia post-nazionale non sarà strutturalmente mai democratica, perché sarà né più né meno che il neocannibalismo gestito dai più forti. Questo è il punto fondamentale. Questo è il punto fondamentale su cui bisogna insistere. Lo Stato sovrano nazionale è, mi consentirete, una vox media, perché può essere il luogo di una regressione feroce, modalità Cile di Pinochet, ma può essere anche il luogo dei diritti e del welfarismo, delle conquiste delle classi salariate e dei lavoratori, dei ceti medi e di coloro i quali rischiano altrimenti di essere spazzati via dalla globalizzazione anarco-capitalista. Ecco perché abbiamo bisogno dello Stato sovrano nazionale, non già per fare politiche regressive, ma per contrastare le politiche regressive che le classi nazionali oggi fanno superando lo Stato nazionale, proprio come ieri facevano utilizzando lo Stato sovrano nazionale. Bisogna storicizzare le categorie. È chiaro che lo Stato sovrano nazionale ha svolto, a seconda del contesto storico, funzioni diverse. Come è chiaro, indubitabile, che oggi il solo modo per le classi dominate di emanciparsi è quello di valorizzare lo Stato sovrano nazionale in chiave sociale e democratica, in forma welfaristica, in forma oppositiva rispetto agli animal spirits del mercato. Ecco cosa mira a fare ancora Italia. Ecco perché, chiudo veramente, non vi è spazio oggi per fare un fronte comune di tutti coloro i quali genericamente sono contro. Perché nella galassia di coloro i quali sono contro si trovano categorie che non condividono nulla della nostra visione, che non condividono il piano geopolitico. È pieno di categorie che pensano che il nemico oggi sia la Cina o la Russia e in questo modo finiscono senza avvedersene esattamente nelle fila del globalismo atlantista con sede a Washington che pretende di fare del mondo intero una dépendance degli Stati Uniti d'America. Per questo lo dico ad nauseam, abbiamo bisogno oggi di una Russia e di una Cina indipendenti, forti e in grado di contrastare il delirio di onnipotenza degli Stati Uniti d'America e della globalizzazione capitalista. Abbiamo bisogno di una molteplicità di stati non allineati. Questo è un primo punto che difficilmente passa nel dibattito. È pieno di gente che dice il nemico è la Cina. Chi pensa questo ha sbagliato. Passi ad altre agenzie. Il nemico oggi si chiama sul piano geopolitico Stati Uniti d'America. Il nemico si chiama sul piano economico liberismo. Il nemico si chiama oggi sul piano politico neoliberalismo. Il nemico si chiama sul piano metafisico nichilismo relativistico, sul piano antropologico individualismo e così via, se vogliamo fare il gioco dei nemici. Ma del resto in politica, diceva Carl Schmitt, amico e nemico, bisogna anche
avere l'onestà e la coerenza di individuare i propri nemici. E qui chiudo, ecco perché abbiamo bisogno più che mai di fare chiarezza anzitutto, fare chiarezza, perché altrimenti si rischia di costruire un'armata Brancaleone che non ha le idee chiare, non ha una visione. Ancora Italia ha una visione strutturata. Siamo il partito single issue, non è il partito che vi propone la famiglia e basta, l'uscita dall'euro e basta, la cura delle istanze pur importanti ma singole. Noi siamo una visione del mondo, questo è il punto. Una visione strutturata, culturale, che assume la filosofia come base di un processo di redenzione. Ecco qual è il punto fondamentale. Su questa base si può. Cercheremo mai di fare semplicemente una sorta di massa critica, preferiremo invece creare un'egemonia culturale lavorando culturalmente su quanti vorranno seguire. Dite una battuta, abbiamo bisogno di militanti e non di militonti, bisogno di persone che si innalzino con la cultura. Parliamo semplicemente alla pancia di, cerchiamo di tenere in considerazione il fatto che gli uomini hanno una pancia, ma anche una testa. La difficoltà sta nel raccordare la pancia alla testa, non fingere che la pancia non pensano a alcune anime belle dei salotti, accordare la pancia alla testa. Questo è l'obiettivo fondamentale. Siamo in una situazione al tempo stesso difficile e facile. Difficile perché siamo nel bel mezzo di una repressiva restaurazione che ci sta limitando financo il diritto di accesso alle piazze reali e presto anche alle piazze virtuali, grazie alla violenza senza volto degli algoritmi e della cosiddetta intelligenza artificiale. Stiamo assistendo anche a un'ulteriore difficoltà che è quella, come dicevo, di una svolta autoritaria in atto, che reprime e al tempo stesso nega quelli che fino a ieri erano considerati diritti insindacabili, ma è anche una condizione di facilità la nostra, perché manca un fronte vero dell'alternativa. Si tratta di coordinare, citando il Gramsci delle tesi di Lione, si tratterà di coordinare e riunire tutti quelli che per una via o per un'altra sono giunti alla rivolta contro, raccoglierli e coordinarli verso una democratica e socialista. Questo è il nostro. Allora, ringraziamo Diego per il quadro che ci ha dipinto, le chiara ideologia. Ha parlato di multipolarismo, di appoggio ad ogni Stato resistente, una sovranità nazionale come luogo della democrazia e del socialismo. Il fatto che non siamo un partito nazionalista, ma vogliamo intessere relazioni con i nostri vicini. Lo spazio ora è al nostro segretario Mario Gallo. E allora, grazie a tutti, grazie di essere intervenuti. Io sarò abbastanza breve e sintetico perché abbiamo ascoltato un po' da chi ci ha preceduto e soprattutto da ultimo dal professor Fusaro tutto l'impianto ideale entro il quale, la cornice ideale entro la quale si muove ancora Italia. Io volevo adesso declinare la conversazione su aspetti più pratici. Io sono stato eletto segretario nazionale di Ancora Italia all'ultimo congresso di marzo e mi sono dato un compito preciso: provare a mettere insieme in armonia le varie persone che attualmente avvertono un disagio di carattere etico, morale, sociale e politico all'interno di un contenitore che rappresenti prima di tutto una visione del mondo. Io dico sempre, forse dico troppo, che un partito politico è un abito che indossa un'idea per manifestarsi nella storia. Noi non siamo innamorati dei simboli. I simboli servono
come abito per un'idea, per una visione del mondo. Ciò che conta è la visione del mondo che noi intendiamo testimoniare e non arretreremo neanche di 1 millimetro. Vi garantisco che gli attacchi già sono partiti, personali a determinati militanti, a determinate persone che compongono ancora Italia, ma per noi questa è la battaglia della vita, nel senso che oggi dobbiamo tenere accesa questa fiamma, oggi dobbiamo mantenere acceso questo fiammifero. Immaginate un mondo completamente buio, finché ci sarà anche un solo fiammifero acceso, quel buio non avrà vinto, e poi noi dovremo fare in modo di costruire con una mentalità intergenerazionale, come ragionano coloro che a noi sono contrapposti, perché il grave errore che si commette è immaginare la prospettiva politica fino alle prossime elezioni, a 2 anni, a 1 anno, a 1 mese, a un quinquennio, che a noi è contrapposto, ovvero gli agenti della sovversione ragionano in maniera intergenerazionale, determinate agende vengono portate avanti di generazione politica in generazione politica, di generazione biologica in generazione biologica. Gli antichi costruttori delle cattedrali gotiche, quando ponevano la prima pietra, sapevano che l'ultima pietra sarebbe stata posta dai loro nipoti. È in questa prospettiva che ne dobbiamo operare, perché non esistono rimedi magici a questo malessere della società contemporanea, perché quelli che noi stiamo vivendo oggi sono gli epifenomeni, sono i sintomi di un male più profondo, che è ben più radicato, è ben più antico e investe molto spesso l'anima dell'uomo. Prima ho sentito dire, e poi andiamo sulle cose pratiche, ma ci tenevo a dare questo paio di indicazioni. Prima ho sentito dire che quando è arrivato Draghi è arrivato il preside, no? È stata utilizzata questa metafora. Sì, è vero, ma il preside aveva una sua dignità. C'era il rispetto per la figura istituzionale del preside e sarebbe anche una cosa da recuperare. Io non so quanti di voi hanno avuto modo di leggere o di vedere Tolkien, Il Signore degli Anelli. Penso che più o meno qualcuno l'abbia visto. Comunque, nel momento in cui gli orchetti falliscono, gli orchetti è un riferimento alla cultura popolare, no? Cultura pop. Quando gli orchetti falliscono il loro compito, poi il capo oscuro, che si chiama Sauron, fa intervenire direttamente il Nazgûl. Cioè, gli orchetti sono la classe politica che attualmente era impegnata in una certa strutturazione del periodo storico. Quando si è capito che bisognava dare un'accelerazione, è stato fatto intervenire il pezzo importante, il Nazgûl, cioè coloro che stanno un po' più sopra. Lui non è un preside, lui incarna proprio una visione oscura del mondo, della vita e delle cose. Questo poi, diciamo, io credo, ed è stato detto anche in precedenza, che noi viviamo in un periodo bellissimo. Non nel migliore dei mondi possibili, perché questo è un mito decadente, quello del migliore dei mondi possibili. Però viviamo in un periodo storico che ci offre una grandissima opportunità. Era Hölderlin che diceva: dove c'è il maggior pericolo c'è anche ciò che salva. Oggi stiamo vivendo una precipitazione, un'accelerazione frenetica di determinati processi di dissoluzione di tutto, di sradicamento di qualsiasi principio, ideale, struttura, cornice entro la quale si sono mosse le civiltà tradizionali. Stiamo vivendo questa accelerazione, ma è proprio in questa accelerazione che noi possiamo trovare la crepa che ci darà la possibilità di scardinare questo sistema. Viviamo nell'epoca dell'individualismo. L'individualismo è un male, in assoluto è un male, perché ognuno è portato a pensare a se stesso e alla propria relazione col mondo. Ma come in tutte le cose, non esiste un qualcosa che è solo male o è solo bene. Vi ricordo che Armonia era figlia di Marte e Afrodite, cioè l'armonia era figlia della guerra e dell'amore. Se ci fosse stato solo Marte o solo Afrodite, non sarebbe nata l'armonia. Oggi stiamo vivendo un periodo storico fantastico, perché l'individualismo assoluto ci dà la possibilità di rientrare dentro di noi, di guardarci dentro, di ritrovare consapevolmente determinati percorsi tradizionali che prima erano avvertiti, esistevano, erano presenti, come la mitica età dell'oro di cui si parla nelle varie tradizioni. Si dice che ci fu un tempo in cui gli uomini camminavano con gli dei, ma vivevano quella relazione in maniera del tutto inconsapevole, perché era un dato acquisito.
Noi adesso, attraverso l'epoca dell'individualismo, abbiamo la possibilità di recuperare consapevolmente il contatto con una realtà tradizionale, e per tradizionale intendo legata a ciò che è bello, giusto, armonico, non a tutte le costruzioni artefatte che sono state poste successivamente sulle spalle dell'uomo, tipo il transumanesimo e tutte le cose di cui sarebbe lungo discutere oggi. Quindi noi chi siamo? Ne abbiamo discusso stamattina. L'essere, noi siamo la Magna Grecia, per esempio, cioè siamo coloro che hanno portato nel mondo la filosofia, che hanno cominciato a sviluppare e a teorizzare quale fosse il rapporto dell'uomo con se stesso, con il cosmo, con l'ambiente. Noi siamo la Roma prisca originaria, e se poi siamo la Roma della tradizione legislativa, siamo la Roma che ha creato il diritto e che quel diritto poi è diventato il caposaldo del diritto nel mondo. Voi immaginate, io alle volte quando vado a rileggere, sono un avvocato, quando vado a rileggere determinati testi sono ispirati, ma mi viene la pelle d'oca pensare per esempio che a Roma avevano introdotto lo ius hostis, cioè il diritto del nemico, o lo ius peregrinis, ovvero il diritto di chi per caso si trovava a passare lì. Erano concetti che a noi oggi paiono strani, ma erano teorizzazioni che noi abbiamo regalato al mondo. E tutto il diritto si basava nel mondo, quindi noi l'abbiamo trasmesso nel mondo, si basava sulla massima lex non cogit ad impossibilia. La legge non può costringere a compiere cose impossibili. Cosa stiamo vivendo oggi? Stiamo vivendo una grande pletora di leggi, normative, di DPCM, che poi non hanno il rango di legge, ma è complesso parlarne, una serie di interventi legislativi in senso ampio che predispongono e indirizzano verso obiettivi di fatto irraggiungibili. Parliamo per esempio del sistema fiscale, no? Il sistema fiscale è strutturato, io sono un avvocato tributarista, quindi lo vivo quotidianamente, è strutturato in modo da non dare la possibilità a chi volesse rispettare ogni virgola del paradigma tributario italiano di essere sempre in regola. Per banalità, uno scontrino, una fattura registrata notificata 16 giorni dopo dall'emissione della prestazione, ci sono una serie di regole e di balzelli che rendono impossibile la vita dell'imprenditore. Ma questo anche nella vita ordinaria, le imposizioni di DPCM, le mascherine, la confusione che si è generata ha reso di fatto impossibile comprendere anche loro cosa volessero intendere con i DPCM, quando devo indossare la mascherina. E vedete adesso con la questione dei vaccini, hanno provato col Green Pass, quest'altra semantica fuorviante, no? Non te lo chiamano passaporto sanitario, perché uno si spaventa, dice devo presentare un passaporto. Green Pass è qualcosa di più edulcorato, è un passaporto verde, ma noi queste narrazioni ormai le abbiamo comprese. Noi dobbiamo mettere insieme tutti gli uomini consapevoli, dobbiamo crescere, smascherare questo tipo di narrazione e procedere su 3 binari fondamentali. Il primo è quello della formazione. La formazione sarà centrale all'interno del partito ed è centrale all'interno del partito. Per formazione intendo sia la formazione personale, e per formazione personale diciamo è un contesto molto ampio, però siamo partiti già con Mauro Scardovelli, che saluto, tra l'altro tutti voi avete saputo per chi lo conosce che ha avuto un piccolo problema di salute, quindi lo salutiamo doppiamente. Tutte le settimane facciamo degli eventi di formazione per personale e di conoscenza della Costituzione. Poi formazione politica, filosofica. La formazione filosofica, cioè della conoscenza del sé e in sé delle proprie relazioni con il mondo, professor Diego Fusaro, che tra l'altro è l'ideologo, il teorizzatore della cornice entro la quale si muove il partito, ma questo è pleonastico, lo sapete, siamo qui per lui. Terza direttrice, formazione politica intesa nel senso nobile, cioè di politiche tecne, ovvero l'arte, e fate attenzione, non la tecnica, ma l'arte di sapere amministrare la polis, la città. È un'arte, l'arte è diversa dalla tecnica, perché dei tecnici ne siamo pieni, ma la tecnica non ha spirito, non ha anima, non ha un rapporto con il trascendente. L'arte invece è di ispirazione trascendente per sua natura, l'arte di saper amministrare la polis. Allora, noi siamo un partito
fieramente ideologico, nel senso che abbiamo una chiara visione del mondo nell'era post-ideologica. Il post-ideologismo è stato un altro coniglio di pezza che ci hanno fatto inseguire con le varie esperienze pentastellate, le varie esperienze di questi movimenti che in quest'ottica di open society si sono autodefiniti partiti post-ideologici. È vero, le ideologie del Novecento vanno storicizzate, ma una visione del mondo serve, perché la visione del mondo è il collante attorno al quale si creano delle comunità. Allora noi vogliamo creare una comunità di persone che prima di tutto si riconoscano come fratelli, si vogliano bene, viaggino nella stessa direzione e operano in una d'azione assoluta, volontaria, sacrificando parte della propria vita per creare qualcosa che probabilmente ne trarranno i frutti le generazioni successive, per tornare alla metafora della costruzione delle cattedrali di prima. Quindi formazione politica nel senso più ampio. Allora, la strutturazione del partito. Passiamo adesso alle forme più pratiche di organizzazione politica. La strutturazione del partito, il partito vuole assumere una struttura, diciamo, tradizionale, di un partito che ha varie articolazioni territoriali, e per ogni articolazione territoriale ci saranno dei congressi nel pieno spirito democratico che eleggeranno le figure di riferimento. Quindi c'è una segreteria nazionale della quale io sono rappresentante, c'è un presidente che è Francesco Toscano, che molti di voi conosceranno, che ha una rubrica, una TV che si chiama Visione TV, che invito ad andare a vedere chi non ancora la conosce, perché è molto interessante. Tra l'altro è un uomo ironico e l'ironia è indice di grande intelligenza. Quindi dicevamo segreteria nazionale, presidenza e poi articolazioni territoriali. Quindi vi prego, vi invito a riferirvi ai vostri coordinatori regionali, provinciali e cittadini. Per ogni città possono essere istituite delle sezioni. Per istituire una sezione, che poi è il nucleo portante, è la cellula portante del paradigma politico, perché qualcuno diceva che le idee poi camminano sulle gambe degli uomini, per costituire una sezione c'è bisogno di raccogliere intorno a sé 15 persone, 15 amici. Non serve una sede fisica, non servono investimenti, nulla è richiesto, se non il tesseramento e un po' di impegno quotidiano, ma così, attraverso l'azione sui territori, e quindi sui territori e per i territori, con le specificità di ogni singolo territorio, potremo attuare un cambiamento sostanziale. No, esiste una visione macroscopica di politica nazionale e internazionale, ma poi esistono le problematiche dei territori. Ogni declinazione sarà perfettamente risonante con la narrazione generale se noi la inseriamo all'interno della visione del mondo che ci siamo dati, nella visione del mondo alla quale discrezionalmente abbiamo deciso di aderire. Quindi, strutturazione sul territorio, congressi locali, rispetto delle gerarchie, non perché le gerarchie in sé debbano essere rispettate, ma perché attraverso una certa gerarchizzazione si riescono a far funzionare i progetti e i programmi. Poi ogni figura è temporanea, ogni nomina è pro tempore fino a congresso, però c'è bisogno di tornare un po' a riconoscere il ruolo del coordinatore regionale, il ruolo del coordinatore provinciale, che sono oneri al momento, vi garantisco. C'è molto onore, ma molto onore di carattere personale e tantissimi oneri di carattere pratico organizzativo. Io vivo quotidianamente le dinamiche organizzative e ricevo tutte le indicazioni che mi provengono dai territori. Non è facile, ma non c'è nulla di più nobile che possa essere fatto oggi. Abbiamo la visione del mondo, abbiamo una struttura compiutamente organizzata, abbiamo un organigramma strutturato in maniera decrescente fino ai coordinamenti periferici. Abbiamo un progetto a breve termine, a medio termine e a lungo termine, che poi pubblicheremo sul sito perché è molto articolato. Però vi invito ad alzare la mano virtualmente e proporvi per far parte dei coordinamenti, delle commissioni, dei dipartimenti nei quali andranno sviluppati i progetti che poi saranno l'ossatura portante del partito. Questo in estrema sintesi. Quindi, tornando all'organizzazione pratica, formazione e struttura. Queste sono le due direttrici sulle quali ci muoveremo. Per quanto riguarda la struttura, c'è bisogno del supporto di tutti e vi invito di nuovo io sono un ingegnere, sono bravo in ingegneria meccanica,
mettiamo a frutto questa esperienza e immaginiamo e cominciamo a pensare fuori dalla scatola. Quale cosa può essere? Sapete, fuori dalla scatola significa, Gentile diceva, gli uomini pensano il pensato, cioè gli uomini non sono spesso capaci di un pensiero autonomo, di un lampo di intuizione veramente autonomo, ma rimasticano pensieri e concettualizzazioni già esistenti. Pensare fuori dalla scatola significa inventare una proposta nuova, sia politica che sociale che culturale, che sia l'ossatura di un partito che vuole cambiare lo stato delle cose. Quindi vi invito a partecipare da questo punto di vista. Da ultimo, volevo semplicemente, non so se tutti voi avete avuto modo di leggere lo statuto di Ancora Italia, ma vi leggo brevissimamente solo i primi elementi che caratterizzano il nostro statuto, che poi caratterizzano anche quella che ho definito visione del mondo. Siamo per il ritorno alla Costituzione italiana nella formulazione originale del 1948. Siamo favorevoli al recupero e alla difesa di ogni forma identitaria nella prospettiva multipolare a cui accennava il professor Fusaro. Siamo per una visione sacra del mondo e della vita. Sacra non significa di una religione specifica, ma l'essere umano è un essere fatto di spirito e di materia, quindi il contatto con la trascendenza, altrimenti si riduce tutto all'utile. Il neoliberismo funziona perché è la religione del materialismo. Sì alla sovranità politica, militare, culturale, monetaria ed economica del popolo italiano e di tutti i popoli europei. Sì alla testimonianza, alla coerenza ed all'azione come fulcro dell'attività politica e culturale, sia alla bellezza, all'onore, al coraggio e alla impersonalità quali principi guida di ogni azione, individuale e collettiva, sia un'esistenza qualitativa di contro ad una sopravvivenza quantitativa. No al pensiero unico politicamente corretto, no allo scientismo e a ogni forma di totalitarismo culturale, tecnologico e sanitario, no a ogni forma di censura e polizia del pensiero. Noi non diciamo che il virus esiste o non esiste, questo l'ha spiegato egregiamente il professor Fusaro stamattina. Noi ci chiediamo, è giusto, è legittimo, è possibile, ovviamente la risposta è scontata, che a fronte di una pandemia, epidemia o raffreddore qualsiasi si debba derogare a delle libertà che sono state conquistate nei secoli, che poi si sono trasfuse nella Costituzione italiana, perché se questo è possibile allora tutto è possibile. Io ho imparato nel tempo che se ci convincono che nulla può cambiare, nulla cambierà. Siamo noi gli attori del cambiamento. Grazie. Buonasera. Una domanda per il professor Grossi. Riguardo ai certificati di credito e minibot, due proposte, una dei 5 Stelle e l'altra della Lega, ma anche di altre in altre forme, che potrebbero dare fiato alla nostra economia. Cosa ne pensa il partito o il professor Grossi in questo caso sulla possibilità di attuarla, visto che non ne parla più nessuno? Che qualsiasi forma si inventi per prendere i soldi che stanno fermi a fare la muffa e li rimetta in circolo va bene. Le proposte andavano bene, anche mini bot potevano essere farraginose, incomplete, ma andavano bene. Se le persone che le propongono poi non le difendono, le proposte si fermano. Le proposte andavano più che bene. Prof, le tocca. Che cosa ne pensa? È etico investire sulle criptovalute? Ora, la moneta ha una doppia faccia, una doppia funzione. Può essere usata per scambiarci le cose belle che produciamo, in quel caso ha una funzione eccezionalmente utile, se vogliamo. Favorisce la relazione, favorisce lo scambio, è ciò di cui abbiamo bisogno. La stessa moneta, mio ego la prende, se la mette in tasca, illudendosi di diventare più ricco, e di fatto rende tutta la comunità più povera,
perché non possiamo più scambiarci le cose perché non c'è più moneta in circolazione. Allora possiamo usare la moneta per illuderci di poter fare soldi con i soldi, oppure possiamo usare la moneta per scambiarci le cose che produciamo nell'economia reale, quindi con il lavoro, con l'organizzazione del lavoro dell'impresa. Come vengono usate le criptovalute oggi? Per quale motivo, con quale finalità, con quale intento le persone comprano un Bitcoin piuttosto che un'altra criptovaluta? Perché hanno intenzione di comprarci cose reali da qualcun altro o perché sperano di comprarla a 1.000 e di venderla a 10.000? La risposta è insita in questa. Non è sbagliato lo strumento in sé, ma è stato concepito e strutturato per favorire un uso speculativo. Allora, in questo momento di quel tipo di uso ne abbiamo pochissimo bisogno. Vanno ripensate. Lo strumento serve, può essere utile se strutturato in maniera che impedisce la speculazione e favorisce lo scambio, però andrebbero ripensate in maniera abbastanza strutturale. Grazie. Un'altra domanda per il professor Grossi. Che cos'è la speculazione? Effettivamente ci sono effetti per il mercato? Allora, io per circa 25 anni ho fatto lo speculatore di professione. Mi pagavano lo stipendio per comprare valute, titoli e rivenderli a un prezzo più alto. E vi assicuro che è una cosa divertente. Speculare alla lettera vuol dire riflettere. Riflettere vuol dire abbiamo delle informazioni, usiamo queste informazioni per cercare di capire cosa succederà sul mercato visto che è arrivata questa notizia, questo prezzo salirà o scenderà? Se io sono più svelto, più rapido degli altri a capire l'effetto, io vinco. Se sono più lento o più stupido, perdo. Ed è un gioco abbastanza semplice, abbastanza trasparente, abbastanza meritocratico. Questo fino a quando il gioco non viene truccato. Qualcuno ha le informazioni prima degli altri, per legge non dovrebbe usarle, ma le usa, tanto la legge alla fine è scritta da chi ha interesse a difendere certi interessi e non altri. Qualcuno ha gli strumenti per modificare i prezzi di mercato. Qualcuno ha le informazioni e gli strumenti e li usa. Allora quando il gioco è truccato non c'è più nessun divertimento. C'è qualcuno che non può non vincere e qualcuno che si illude di poter vincere 1, 3, 4, 5, 9 volte, la volta che perde, perde tutto. Il mercato è organizzato in questa maniera e non è un caso che i soldi, non ce ne sono mai stati tanti mercati come in questo periodo della storia dell'umanità, si concentrano in pochissime mani. Guarda caso sono quelle mani che hanno a che fare con l'organizzazione dei mercati finanziari. Se ci ricordiamo che i soldi si creano dal nulla, dedicare la propria esistenza e le proprie energie a cercare di accumulare soldi è la cosa più stupida che l'essere umano possa fare. Grazie. Una domanda per il professor Fusaro. Il microfono funziona. È una domanda da parte di Cio. Una delle direttrici di questo nuovo ordine del va nella direzione della completa esautorazione della rappresentanza di organi istituzionali che nascono per essere rappresentativi del popolo. Questo avviene in Italia ma non solo. Come un movimento culturale che vuole fare anche una rivoluzione politica deve porsi rispetto a questa prospettiva di rappresentatività? Bene, è una domanda importante quella sollevata da Lucio. Direi essenzialmente che occorre anzitutto frenare la dissoluzione degli organi di rappresentanza popolare ancora esistenti e persistenti. Primis il Parlamento, visto che siamo a cospetto, credo, di una sempre maggiore marginalizzazione del Parlamento. Parlo solo ovviamente dei tagli dei parlamentari a cui si è assistito
recentemente, ma lo stesso ruolo del Parlamento tende sempre a essere più scardinato. Vorrei dire che lo stesso procedimento fondativo dell'Unione Europea, il cosiddetto vincolo esterno, serve esattamente a questo, a marginalizzare la potenza del Parlamento. Tant'è che uno dei grandi autori del neoliberismo, Guido Carli, ebbe a giubilare dopo l'approvazione dei parametri europei che di fatto andavano a imporre un vincolo esterno in forza del quale bisognava adeguarsi a prescindere dalla volontà espressa dai parlamenti. Quindi questo direi anzitutto, di proteggere gli organi democratici che ancora sussistono e di valorizzare forme di sovranità popolare anzitutto nella propria comunità territoriale. Questo è il punto fondamentale. Bisogna essere consapevoli del fatto che molta parte di quelle che vengono presentate, anzi celebrate come organizzazioni sovranazionali, che siano il Fondo Monetario Internazionale, l'OMS, per dirne un'altra che nell'ultimo anno e mezzo della nostra vita ha acquisito solo più importante, sono istituzioni totalmente sganciate da ogni controllo di sovranità nazionale e popolare. L'OMS, di cui tanto si parla, un anno e mezzo a questa parte soprattutto, risponde essenzialmente nell'ordine, intanto non è un ente in larga parte finanziato da privati, e poi anche sul piano dei finanziamenti nazionali non è qualcosa di semplicemente sovranazionale, quasi fosse una comunità post-nazionale. L'OMS la massima parte dei suoi finanziamenti li riceve dagli Stati Uniti d'America, è bene che si sappia questo, e dai privati ne riceve molta parte da gruppi privati che rispondono a nomi precisi, gli stessi che vengono celebrati oggi come filantropi dai nostri giornali nazionali. E quindi a questo stiamo assistendo, e mi ricollego a quanto dicevo in precedenza, cioè i processi di sovranazionalizzazione, che siano le cessioni di sovranità nazionale a Bruxelles, che siano le cessioni di sovranità della salute pubblica all'OMS, rispondono a una logica di post-democratizzazione. Questo sta avvenendo, quindi vi è bisogno di difendere gli organi di rappresentanza democratica nazionale, in primis naturalmente il Parlamento. Per questo oggi la lotta, una delle tante lotte da condurre, è quella di rivendicata difesa di tutto ciò che si oppone ai processi di sovranazionalizzazione legati all'Unione Europea o legati sul piano militare alla NATO e quant'altro. Bisogna difendere la sovranità nazionale come base della democrazia. Questo ora Italia si batte contro l'Unione Europea, ma anche contro la NATO, per dirne uno. Recuperare sovranità non solo della moneta, anche delle milizie. No? C'è un discorso oggi che tende ad andare per la maggiore, il discorso di una superficialità sconvolgente, ma come tutte le cose superficiali attecchisce più degli altri, del discorso di chi pensa che la base di tutto sia recuperare la sovranità monetaria e economica. Certo che è importante anche quello, ma senza la sovranità militare, con la sovranità economica e monetaria si fa qualcosa, ma non si fa ancora l'essenziale. Per questo occorre recuperare anche la sovranità militare, quindi uscire dalla NATO, recuperare la propria indipendenza. Senza questo non si va da nessuna parte. Questo è uno dei punti saldi di Ancora Italia e della nostra piattaforma teorica. Per farlo bisogna un quadro teorico abbastanza preciso di ciò che sta accadendo. Pare che manchi questo quadro preciso, che manchi oggi il discorso anche oppositivo che prende forma, è un discorso sconclusionato in molti casi, un discorso che si muove senza visione culturale, che si muove urlando e starnazzando anche, si muove addirittura urlando scompostamente, sia nelle sue espressioni, diciamo così, di visibilità esterna
delle manifestazioni di piazza, sia nei suoi discorsi teorici. Quindi ci vuole rigore nel modo di impostare. Bisogna fare attenzione ai nemici, ma anche agli amici che si scelgono nelle battaglie. Questo è molto importante. Grazie. Un'ultima domanda per l'avvocato Gallo. È molto breve. Ancora Italia potrà raccogliere la sfida lanciata dal Movimento 5 Stelle attraverso la piattaforma Rousseau? È una domanda che richiede molte precisazioni. Che cosa significa raccogliere la sfida attraverso la piattaforma Rousseau? Di certo noi non siamo un partito virtuale, non siamo un partito che determina il consenso attraverso una piattaforma. Quindi se la sfida deve essere quella di superare l'esperienza del Movimento 5 Stelle per andare nella direzione di partito che abbia un serio radicamento sul territorio, la raccogliamo e la superiamo quella sfida. Certo non possiamo replicare dei meccanismi che hanno pur funzionato in un certo momento storico, ma che vanno nella direzione dello sradicamento, dell'organizzazione, dell'alienazione, della separazione. Noi ci dobbiamo vedere, ci dobbiamo riunire, dobbiamo creare sezioni, dobbiamo dialogare tra di noi. Quindi da questo punto di vista la raccogliamo e la superiamo. Grazie.